Sindaco Bordin, oggi festeggiamo una restituzione importante alla cittadinanza e alle numerose associazioni sportive montebellunesi. Una riqualificazione totale del palafrassetto in cui il Comune ha investito quasi 1 milione di euro oltre a ulteriori contributi. Un lavoro veramente, un lavoro di squadra, un lavoro voluto da tutta l'amministrazione, dagli assessori, dai consiglieri, che io veramente ringrazio con il cuore. Abbiamo voluto ricordare anche Omar, una persona che ha dato tanto a tutta la comunità montebellunese. Noi amministrazione abbiamo il dovere di continuare a fare questi investimenti, soprattutto per i giovani. Ricordiamo, in 4 anni abbiamo investito circa 5 milioni di euro di risorse comunali per l'edilizia sportiva. Lo dobbiamo a quelle generazioni che a Montebelluna non sono le future generazioni, sono già le generazioni protagoniste del nostro agire amministrativo. Grazie.